Ma se ne sentono di tutti i colori, di certo non sarà più a Cortina da quel che è dato a sapere, non abbiamo altre comunicazioni, però direi che prima che esca dall'Italia questo impianto sarà bene che pubblicamente siano presentate le spese, quindi i conti di Cesana del Piemonte e anche un eventuale cronoprogramma, onde evitare che si diffondano le solite leggende metropolitane. Quante possibilità ci sono che la Lombardia rinunci a qualcosa per darlo adesso a Cortina? Ma guardi, questa è un'associazione che noi abbiamo fatto di fatto, Milano-Cortina, con un'equa suddivisione delle discipline. Sono cambiate molte cose nel frattempo ed è corretto che ovviamente si punti a un riequilibrio, visto e considerato che le Olimpiadi le facciamo in due e non c'è solo la Lombardia. Litigherete? Ma no, ma non serve litigare, penso che sia un fatto di buon senso, non è che possiamo pensare che le Olimpiadi a Cortina le si possano fare solo con due discipline, il curling e la discesa femminile, ci vogliono anche altre compensazioni con altre discipline olimpiche. Di fatto non si farà il villaggio olimpico, da quello che ho capito. Ma questo ancora non è dato a sapere, visto e considerato che comunque Cortina è città olimpica, sarà sede di gare olimpiche, per cui cercheremo di capire cosa accadrà. La stanno raggiungendo i cavalli. Sì, perché sentono parlare di Olimpiadi e nelle Olimpiadi estive c'è anche l'ippica. Presidente, però a questo punto non è che il nome Cortina diventa il nome immagine per poi rimanere poi più orientati verso nord-ovest, Lombardia e Piemonte? Io partirei da Losanna, dove hanno dato l'investitura a Milano e Cortina. Nel dossier Cortina era prevista la centralità del bob e tutta una serie di discipline. Adesso, come è previsto e accade molto spesso nelle Olimpiadi, si tratta di riequilibrare e redistribuire le discipline olimpiche. Il presidente degli industriali del Veneto ha detto che è stata una grande perdita e anche un po' una figura così a livello internazionale, ecco. Ma a mio avviso ha ragione, visto e considerato che poi sento degli ragionamenti che veramente fanno sorridere. Cosa portano le Olimpiadi in Veneto? 1,5 miliardi di opere pubbliche, già con un elenco chiaro, 1,5 miliardi di PIL, sancito da Ca' Foscari, Bocconi e Sapienza, e poi una visibilità unica, 3,5 miliardi di cittadini al mondo che vedranno le Olimpiadi. Ecco, se questo non vale il gioco, allora vuol dire che qualcuno si trova sul posto sbagliato. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre.